Ponte di Campolongo, al di là la statale Valsugana, chiusa per un tratto per lavori. Come potete vedere, le difficoltà sono legate soprattutto alla numerosa presenza di mezzi pesanti che, girando a sinistra, rischiano con i rimorchi di toccare anche la recinzione dell'abitazione che vedete alle mie spalle. Qui un traffico così non lo ricordano i residenti, che sono anche molto preoccupati per l'arrivo della stagione estiva. È aumentata la confusione delle macchine? È aumentata, sì, perché vedo sempre il camion qua. Le asfaltature lungo la Valsugana e il nuovo cantiere per la sistemazione del ponte a Solagna, con chiusura all'altezza del ponte di Campolongo della Strada e deviazione verso sud lungo la Campesana, stanno mettendo letteralmente in ginocchio la Val Brenta. Numerose e continue le segnalazioni di residenti alla nostra redazione, preoccupati per i serpentoni di auto e soprattutto di mezzi pesanti che stanno soffocando la tranquillità dei borghi della valle. Ogni giorno lungo la SS 47 transitano 27.000 veicoli e l'estate è alle porte. Accanto ai cittadini, gli amministratori che attendono l'incontro con ANAS per cercare delle soluzioni e sperano nel frattempo che la data di chiusura del cantiere prevista per il 7 luglio sia rispettata.